Lei è la delegata di Parigi Montparnasse, un convegno a Racalmuto sulla cucina del territorio. Quali gli obiettivi e quale influenza può avere la cucina franco-siciliana nella nostra tavola? Allora, buongiorno, sono Laura Giovenco, come è stato detto sono la delegata di Parigi Montparnasse e dunque cosa posso dire? La cucina italiana non è altro che l'esempio più elegante, più completo che rispecchi tutto ciò che la cucina italiana e tutta la cultura che oggi si vuole tramandare di padre in figlio, di radici, di tradizioni e tutto ciò che è a côté della cucina. E la cucina ha una grande storia e venendo dalla Francia non posso altro che dire che c'è un grande e lungo legame, ma dai tempi dei tempi, e soprattutto però poi nel 700-800 è cominciato a espandersi questo desiderio di trasportare nel mondo la cucina francese, e quindi non è stato altro che un esempio che come poi sentirete dalla mia relazione, che da Antonietta d'Austria fino ai nostri giorni, con i cuochi moderni, non hanno fatto altro che trasmettere questo obiettivo, che è quello di creare comunque ponti internazionali per sottolineare quanto sia importante l'unione tra i popoli. Sindaco, quale vuole essere la missione di questo convegno sulla cucina del territorio? Racalmuto da questo piano ha fatto anche passi in avanti grazie all'associazione Food and Beverage. Assolutamente sì, è certamente una delle eccellenze siciliane, perché oltre ai monumenti, oltre ai siti culturali, oltre al benessere del sole, del mare, tante altre cose belle, certamente, come dicevo, una delle eccellenze è certamente l'enogastronomia. E qui è un momento importante, perché è un momento di incontro addirittura internazionale tra l'Accademia Italiana della Cucina, che svolge un ruolo importantissimo nel territorio, con la dirigente, la signora Rosetta Cartella, e una delegazione francese, quindi di Parigi Montparnasse. Quindi è una cosa molto importante e molto bella, che noi ospitiamo davvero con piacere, perché staremo a sentire l'incontro di due culture, l'incontro di due gastronomie molto importanti in Europa. Racalmuto, come sapete, ha un progetto turistico-culturale e anche enogastronomico, e questo convegno ben si installa in questo progetto, e noi vorremmo ancora portarlo avanti, e ospitiamo con grande piacere anche la delegazione francese.